Toni pacati, messaggi cordiali è quello che salta subito agli occhi scorrendo la lettera che il sindaco di Agrigento ha inviato al presidente della regione. Due gli elementi che si intrecciano, che caratterizzano la missiva. Partiamo dalla sostanza. Zambuto invita il governatore ad adoperarsi per l'accelerazione della definizione dell'iter amministrativo relativo al finanziamento della rete idrica cittadina. Poi la forma, che viste le dinamiche in corso in questi giorni a Palazzo dei Giganti assume un rilevante significato politico. Nel corso della lettera Zambuto, al di là del rispetto del ruolo istituzionale, a più riprese mostra un atteggiamento distensivo, di apertura, di dialogo a Raffaele Lombardo, leader dell'MPA, partito che ha un ruolo significativo nel terzo polo, ma che al comune di Agrigento, dove sta per germogliare, è assente. E così è facile immaginare che il sindaco, che è anche presidente provinciale dello Scudo Crociato, voglia fare breccia su Lombardo, dal momento che i rapporti con i vertici locali e provinciali del Movimento per l'Autonomia sono parecchio incrinati. Per la verità, pure a Lombardo nell'ultimo periodo il sindaco non ha risparmiato frecciate ad effetto, ma nella politica, si sa, le opinioni cambiano e cambiano repentinamente. Così oggi Zambuto nella lettera scrive: a nome della città ho voluto pubblicamente darle atto della sua grande sensibilità politica e della vicinanza ad Agrigento. Ed ancora, signor Presidente, ben conoscendo la sua determinazione, la preghiamo di adoperarsi per risolvere definitivamente il problema dell'acqua ad Agrigento. E infine un altro passaggio. Signor Presidente, la ringrazio per ciò che ha fatto e per ciò che vorrà fare. Insomma, che orecchie intenda. E intanto il presidente della regione è stato ieri in visita a Canicattì, prima tappa la fondazione Guarino Mella, dove si è intrattenuto per oltre un'ora parlando di Guarino Mella come uno dei primi autonomisti dell'isola. Lombardo è stato quindi all'ospedale, dove ha ascoltato gli operatori sanitari. Il presidente nel corso della sua visita ha fatto una sosta anche al comune, dove ha incontrato il sindaco e la giunta. Ultima tappa al teatro sociale, dove è stato accolto da personalità politiche, militari e religiose. Il governatore ha parlato della difficile situazione economica che sta vessando la Sicilia e l'Italia, costringendo a drastici tagli. Gli artigiani e gli agricoltori hanno chiesto degli interventi per i rispettivi settori. Lombardo ha promesso di attivarsi per una riduzione dei disagi provocati dalla crisi. Lombardo ha quindi assicurato una nuova visita nei prossimi mesi. Soddisfatto il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, che ha trovato un presidente vicino ai problemi delle piccole realtà e disponibile al dialogo.